percorrendo questo percorso, in mezzo in questa deviante, in questa specie di ponte crollabile, tutto arrugginito, con una nebbia così misteriosa che non riesco proprio a capire come mai c'è tutta questa nebbia così misteriosa che fa così tanta paura. Che pericolo. Alla fine io mi misi in questa strana vegetazione e grazie a questa vegetazione trovai l'uscita e io da qui inizio la mia nuova avventura. Stai scherzando? Immenso. C'è qualcuno? Ragazzi, immenso. Benvenuti in questa stupenda avventura leggendario. Siamo nella fabbrica del porcile e io sono un porcio che ho la testa da cinghiale perché i maiali sono dei maiali. E guardate, come avete notato, la fabbrica dei porci ci sta perfettamente. Mi sono messo questa sciocchezza perché è adatto per questo. Ho visto qualcosa. Minchia, mi sono azziccato. Ah, ok, minchia, mi sono azziccato, ragazzi. Io sto per svenire. No, ma guarda questi macchinoni. Guardate, macidiali. No, guardate, si sale là sopra, ragazzi, quando la torre. Dopo ci saliamo. La torre del potere. La torre del potere dei porci. Perfetto. Dopo ci saliamo anche lì. Ragazzi, oggi è una giornata proprio da porcio. Mi sono messo questo cappello proprio il signor cinghiale Jones sardo. Questa valvola dov'è? Qui ti fai il bagno. Eh? Ah, ci fai il bagno. Qui ti fai il bagno. Su quella pure.
Ah beh, qui certo ci vuole cosa, ci vuole... Guarda Charlie, guarda, c'è acqua dentro. Porca miseria, siamo tanti dentro sta cisterna, io vestito da cinghiale, che cosa ci farei qui dentro? Ah guarda, andiamo Charlie, così sono originale. Scendiamo qui sotto ragazzi. Stiamo scendendo qui sotto. Ah, qui sta facendo olio. Sta facendo olio. È un motore. Non ci posso credere. Ragazzi, siamo dentro. Dentro un motore. Charlie, vediamo se riesco a fare qua dentro. Non facciamo peso qui, eh? Ancora te ancora. Ma che guarda Però... noi. Non so per Andrea cosa. Che cosa? Se piace la scala. No, perché mi muovo i pompieri. Ragazzi, devo salire. Ci vuole fare poco. Che figata. Non sei con me. Lore, facci sapere se si può salire. Poi si può salire ma non c'è niente. Ah, ok. Andiamo qui. Porta su. Porta su. Wow, figo. Un passaggio? Eh? Figo. Minchia. Ma stai scherzando? Ragazzi, ha trovato un teschio di non ci posso credere, guardate. Non credere. E penso che sia un demone. È proprio un demone, sì. Sono demone, e tu chi sei? Sì, sono io. È un diavolo. Sei un diavolo. Mamma mia. Figata. Sì. Raga. Ci sono delle scale. Interessante. Si porta su. Poco a poco si sono entrati qui dentro, sono entrati. E poco a poco. Cosa ci potrebbe essere dentro? Cosa avete visto? Qui c'è una scala che porta su. Sì. Ti faccio vedere, vieni. Ok, dall'altra parte. Perfetto, andiamo a essere dall'altra parte. Questa fabbrica è stata veramente devastata con gli anni. Perdente, la pioggia, e anche la struttura. Sembra con un materiale molto resistente, ma invece è riuscito a sgomberare tutta la parte di plastica, la copertura del soffitto. Là sopra voglio salire. Facci sapere, ninja.
Una foto la faccio. C'è spazio per due? C'è? Bene, ora tocca a me. Oh, guardate. Non ci posso credere. Mamma mia. Guardate. Il soffitto. Il tetto della fabbrica. Si sale qui sopra, si sale. Cazzo. Devo stemmarmi cosa. Questa è un'avventura, ragazzi, estrema, che questa, perché siamo saliti nel tetto della fabbrica abbandonata, stile, mamma mia, livello 10, che sarebbe 100, ragazzi. Quello che state vedendo, non fatelo e chi non ha esperienza di livello 10. Io in verità, ragazzi, non sono proprio a livello 10, ma se sono riuscito a salire ho superato il livello 10, perché io in verità me stesso mi dimostravo di essere il livello tra 8 e 9, 8 praticamente. E oggi ho dimostrato di essere livello 10. Ragazzi, abbiamo trovato un Red Bull sotto marca Cambuca. Capito? Sì, odore proprio di marcio. È pieno. C'è un demone. C'è un demone lì. Guardate. C'è un demone. Dr. Jones. Non so se lui mi abbia visto, ma penso che sia... Ah! Sì, l'ha fatto dell'artista Mosca. L'ha fatto nel 2020. E questo qua è una vaschetta. Chissà. Una macchina abbandonata qui c'è. Di chi sarà questa macchina? Sì, è tutto... è una Renault. Lore, una macchina abbandonata. Un'anguria! C'è un'anguria! Prendila e spaccala in due. Ragazzi, ma questo è il mercatino del... È il mercatino, è come si chiama, della frutta e verdura. Porca miseria. È esploso completamente. Guarda, che schifo. Ce l'abbiamo fatta. Anche questa è fatta, ragazzi. Edificio in via Monte Napoleone per la cifra record di 1,3 miliardi. Se noi parliamo Salute, sta parlando! immobiliare, il consiglio
una grossa, ma è quanto golino, è quanto golino.